Buonasera a tutti, benvenuti al terzo incontro del Grand Central Literary Festival per questa coda estiva che ci sta portando verso la fine della rassegna. Questa sera l'incontro è dedicato a Maria Cristina Benetti, che vedete qui seduta alla mia sinistra. Maria Cristina ci presenterà il suo primo romanzo, Re Bibì disegna ancora. Andremo a scoprirlo questa sera nella sua trama, magari anche nella sua genesi, ci racconterai anche com'è nato, perché comunque tu già scrivevi prima qualcosina, ma questo è il primo vero romanzo. Ci aiuterà a conoscerti meglio Annalisa Bruni, che vedete alla mia destra e che sicuramente chi segue il festival conosce già perché è stata più volte nostra ospite sia in veste di autrice sia in veste di moderatrice come questa sera, per cui Annalisa ti ringrazio per essere di nuovo qui con noi al Grand Central. Collabora all'evento anche Alessandra Maurizio per Voci di Carta. Grazie anche a te Alessandra per essere della nostra squadra questa sera. È un piacere anche stavolta vedervi così numerosi e ringraziamo sempre Grand Central e Giovanni che ci saluta da dietro il bancone per l'ospitalità e per sostenere e promuovere questa rassegna. Non so se probabilmente avrete letto oggi sul giornale che proprio la notte scorsa il locale è stato vittima anche di un atto vandalico, ha subito dei danni molto forti. E la volontà però di esserci, di restare aperti e di conservare insomma la possibilità di svolgere questa serata era forte e quindi siamo qui questa sera come se non fosse accaduto nulla. Vi auguro un buon ascolto e passo la parola ad Annalisa Bruni. Grazie, buonasera. Buonasera a tutti, grazie di essere qui. Io passo immediatamente invece la parola ad Alessandra Maurizio che ci introduce nel libro, poi ne parleremo. Grazie Alessandra. Rebecca, mi servi a Roma, farai da supervisore nel backstage. Giorgio, quando mai aspetta quello? Qualunque fuori programma ci sia, sarai tu a dover rimediare, mi ha detto in ufficio ieri sera. Ho un lavoro che, se ci penso, mi viene da ridere. Ho iniziato 29 anni fa in un'azienda di abbigliamento nuovo, capispalla, e adesso che vado per i 44 mi ritrovo ad essere l'assistente di uno stilista emergente. Roba da non credere. Da operaia in catena di produzione a gestore di un punto vendita e infine questa start-up. In fase di campionario lavoro anche 20 ore al giorno. E diventare responsabile d'azienda in un prossimo futuro potrebbe essere il mio premio. Peccato che sia da 3 mesi che non prendo un euro, anche se Giorgio me l'ha garantito. Entro una settimana tutto verrà saldato. Nel frattempo si sgolpa. Alla seconda mensilità non pagata ho pensato, dai Rebecca, porta pazienza e poi, se non altro, viaggi, no? Viaggiare? Qui è tutto uno scapicollarsi da una città all'altra, da un posto all'altro, senza sosta. Ma scusami, e cosa fa un supervisore nel back di una sfilata? Controlla, provvede, rimedia, non serve chissà che. Attenta alle modelle, Niente calzini ai loro piedi. Vorrei vederli in passerella senza il segno dell'elastico alle caviglie. Grazie mille. Ecco, siamo già entrati nel personaggio. Questo romanzo è scritto in prima persona, è Rebecca, la protagonista, che ci racconta la sua storia. Questa donna di 44 anni che appunto ha un lavoro in un ambiente scintillante, l'ambiente della moda, che però
di scintillante non ha sempre tutto. Capiamo già che non prende lo stipendio da 3 mesi, è un lavoro molto duro, è sempre in giro, in viaggio, e deve continuamente decidere cosa portarsi, farsi la valigia, e da questo nascerà lo spunto per un passo indietro nel tempo, nella sua vita, per capire da dove viene, che cosa è successo nella sua famiglia, perché questo è un romanzo che contiene un mistero. Contiene un mistero che un po' alla volta lei riuscirà a svelare, e di cui veramente non vi diremo molto, perché altrimenti non c'è la sorpresa. Allora io chiederei a Maria Cristina Benetti, l'autrice di questo romanzo, di raccontarci un po' di Rebecca. Di Rebecca, chi è e come si sviluppa questa sua crescita, perché è un romanzo familiare, ma è anche un romanzo di formazione, perché Rebecca, attraverso molti eventi, una ricerca nel suo passato e dentro di sé, attraverso anche il rapporto con la madre, di cui avremo modo di parlare, scoprirà moltissime cose importanti di sé, ma anche di altre persone coinvolte nella sua vita. Grazie. Allora, innanzitutto lo so che per i ringraziamenti è presto, però vorrei ringraziare Alessandra perché il libro l'ho scritto io, e sentire però come vengono interpretate le parole e le emozioni, no? Che stanno lì all'interno di quelle parole, cioè io di mio ero così, te lo assicuro a bocca aperta. Rebecca Bosetti, chi è Rebecca Bosetti? Intanto è una donna che si sente realizzata perché fa un lavoro che dal di fuori molti magari desidererebbero fare. È una start-up appunto di stilisti emergenti, e quindi si ritrova da una vita familiare, si ritrova catapultata in un mondo scintillante, che però poi a un certo punto lo tengo così perché sento rumori, no? Mi sentite voi? È meglio così, vero? Devo stare attenta a non sputacchiare dentro. Allora, Rebecca si ritrova in un mondo affascinante, scintillante, che sembra affascinante, però poi per questioni, per quanto vivrà nella sua vita, si ritroverà a doversi bloccare, a fermarsi un attimo e capire se è proprio questo quello che lei desidera. È un lavoro che si è guadagnata perché Rebecca Bosetti è una persona che ama provare sempre a misurarsi in cose nuove. È un lavoro che lei non sa fare, si ritrova appunto catapultata in questo mondo che le promette tante cose, e quindi una carriera in via di sviluppo mano a mano che avrebbe imparato. Però a un certo punto il mondo le crolla addosso, e alla morte del padre, tu bloccami, lo sai che io quando parto non mi fermo più, alla morte del padre si chiede se realmente questo è quello che vuole, e quindi si chiede se non sia il caso, proprio perché anche non solo il lavoro ma anche il suo passato l'ha portata a dimenticare e a tenersi lontano in qualche modo dalla famiglia e dai rapporti familiari, si chiede appunto se non sia il caso di fermarsi e di riappropriarsi di quello che è il rapporto con la propria famiglia. C'è un contrasto molto forte tra questo mondo così brillante, così affascinante, e il mondo da cui proviene Rebecca, che proviene da una famiglia molto modesta, che ha avuto dei momenti anche quasi di quasi povertà, con una madre che aveva delle grandissime aspirazioni perché voleva diventare una sarta, e qui c'è l'annoso problema dei figli che in qualche modo si ritrovano, volenti o nolenti, a riempire i desideri, le aspettative dei genitori, no? Per cui la madre voleva diventare
una sarta importante, invece si è dovuta adattare a sistemare gli abiti smessi oppure a fare piccoli lavori di piccola sartoria, e invece la figlia si trova a vivere il mondo che avrebbe desiderato vivere la madre. Quindi anche questo è un tema importante che viene sviluppato nel libro e nel romanzo. Quindi un mondo però contadino, quasi contadino, la campagna del Vicentino, dove questa bambina trascorre la sua infanzia. Un'infanzia abbastanza solitaria, perché ci sono molti fratelli, la madre lavora, impegnata, non ha tempo, non ha soldi non solo per comprare dei giocattoli, per cui questa bambina si ritrova a giocare con niente, no? A correre nei prati, a vivere la natura, anche a correre qualche rischio in questi prati, non diciamo di più, però gli abbracci, i baci non costano nulla. Ma questa madre, per motivi che poi verremo a scoprire, perché c'è sempre un motivo nel comportamento delle persone che bisogna andare a indagare per capire anche delle volte certe dinamiche, non dà, questa bambina non ha questo affetto di cui ha disperatamente bisogno. All'interno della famiglia ci sono anche questioni di problematicità psicologica da parte di una sorella, e insomma è un ambiente abbastanza disfunzionale, che questa bambina però gestisce a modo suo con grande fantasia. Qual è diciamo lo snodo narrativo che porta a un cambiamento nella vita di Rebecca? La scoperta di una scatola. E ascoltiamo dalla bella voce di Alessandra Maurizio questo brano. Bene, restano solo quelle maledette scarpe, ma dove cavolo le avrà ficcate? Aspetta, il ripostiglio, l'unica parte della casa dove ancora non ho setacciato. Scaffale alto, troppo alto, e non ho voglia di prendere la scaletta. Tasto con la mano nulla che abbia la forma o la consistenza di una scarpa. E sembra forse una scatola, ma che cosa cavolo è? Chi si ricorda chi ce l'ha messa? E chi si ricorda che diavolo contiene? Piena di polvere, ma da quando diavolo si trova in questo posto? Artiglio il bordo superiore, lo trascina verso lo spigolo della mensola, una scatola senza coperchio. Nella fuga del recupero perdo l'equilibrio e non riesco più a trattenerla, traballa, cerco di mantenere l'equilibrio, ma niente, troppo tardi. Una pioggia di cartoncini, pezzi di cartone tagliato, foglietti, coriandoloni di carta ripiegata, incarti del drogiere mi cade addosso. Un angolo della scatola mi sfiora lo zigomo e poi cade a terra trascinando maglioni di montagna completi di neve, un cofanetto di latta rovinato pesantemente a terra con un fracasso da ferraglia. Sul coperchio, a lettere cubitali, il mio nome. Al suo interno nastri per capelli, fotografie in bianco e nero con i bordi ritagliati, alcuni tondini gialli e verdi del gioco delle pulci, quadernoni e quaderni, e in una copertina una sorta di ragazza farfalla, verde acre, grigio, azzurro cielo e indaco fuori. Un pugno mi sfonda lo stomaco, mi piego in due, ma non riesco a ricordare. È il mio corpo che parla per me. Eppure è proverbiale la mia memoria. Da piccola mi prendevano in giro perché dicevo che mi ricordavo di tutti i rumori che sentivo quando ero nella pancia della mamma. Questo ciarpame ha a che fare con me. Grazie. Ecco, il passato irrompe nella vita di Rebecca attraverso questi foglietti, queste fotografie, questi disegni. Rebi B disegna ancora
e disegnava da piccola, e ci sono alcuni disegni che lei non riesce a spiegare, disegni che hanno dei contenuti anche piuttosto forti, però non si può dire troppo, perché appunto è collegato anche un po' al mistero che verrà svelato. Ecco, raccontaci un pochino l'aspetto del disegno nella vita di questa bambina e poi nel presente di questa donna che si trova a fare i conti con la sua vita. Allora, il disegno, intanto voglio dire che questa bambina cerca in tutti i modi di farsi spazio in una famiglia numerosa, perché appunto quando ci sono delle famiglie numerose può essere anche molto bello, perché comunque hai fratelli, hai zii, però può essere anche molto difficile trovare una propria voce. Il disegno diventa assolutamente per Rebecca, per Revi, il suo piccolo mondo, la sua isola felice. Nel momento in cui lei si ritrova spesso e volentieri sola in casa, perché i genitori lavorano, i fratelli tutti i più grandi hanno comunque altri interessi e comunque non giocano con una bambina, perché specialmente i bimbi maschi non giocano con le femmine, no? Specialmente in quei periodi. Per lei diventa un'espressione, diventa il suo modo di coccolarsi, il suo modo di comunicare un qualcosa che poi al giorno poi della sua età adulta diventeranno veramente questi disegni un filo conduttore per riportarla ai segreti e alle cose dimenticate del passato. Il disegno però è anche un modo per mantenere i contatti con la sorella maggiore. Annalisa ha anticipato giustamente che c'è una sorella maggiore che ha qualche problema di salute mentale, e quindi questo è un modo che tiene unite le due sorelle. È un dialogo tra di loro, cioè in effetti un racconto, una parte del libro in cui loro due disegnano assieme, ma ancora una volta la madre non capirà questo tipo di dialogo. La seconda parte della domanda me la sono persa. Che cosa rappresenta il disegno comunque nella sua vita anche da adulta? Grazie. Il disegno nella sua vita da adulta non è solamente un disegno fine a se stesso, perché poi un disegno può essere tante cose, no? Un disegno è un progetto, un disegno è un qualcosa che farai. Io ho quel disegno, quella cosa, quel desiderio. Quindi anche nella sua vita da adulta il fatto di continuare a disegnare è più che altro una cosa intangibile, cioè una cosa che vuole raggiungere proprio per il suo essere Rebecca Bosetti, una donna adulta. Quindi il fatto di disegnare sempre ancora significa avere sempre per lei nuovi progetti, nuove cose da scoprire, cose da mettere a fuoco e cose da imparare. Si accennava prima a questa madre particolarmente anaffettiva che si è occupata poco di questa figlia, è come in una sorta di legge del contrappasso. Invece la figlia deve occuparsi della madre che appunto è anziana, ha bisogno di lei, e quindi questo diventa una sorta di peso, ma anche una sorta di speranza di riuscire ad avvicinarsi a questa donna che rappresenta un legame molto profondo, un nodo molto importante nella vita di Rebecca, e cominciano a parlare con grandissima difficoltà. Però questa difficoltà pian piano si scioglie e in qualche modo Rebecca spera di riuscire a venire a capo di questa persona, capire anche le sue difficoltà di donna, perché noi spesso nei confronti dei genitori vediamo il ruolo ma non vediamo la persona. Dietro il ruolo c'è
un uomo nel padre, c'è una donna nella madre, che difficilmente riusciamo a vedere al di fuori di quello che rappresentano per noi figli, e questo pian piano avverrà e porterà appunto al riconoscimento delle difficoltà che ha dovuto sopportare, subire e portare avanti questa donna. Sì, perché giustamente come introduci tu, questo è un altro disegno che ha la protagonista. Un disegno della protagonista è appunto riappropriarsi del rapporto con sua madre e capire il perché di determinati comportamenti del passato. Ed è per questo che si chiama appunto romanzo di formazione, perché nel momento in cui la storia si dipana si arriva anche a capire da dove nascono determinati comportamenti, perché nel momento in cui c'è una situazione, come diceva Annalisa, dietro alla situazione c'è sempre una persona, la persona, quello che ha vissuto, quello che ha provato nel passato, l'affetto che non ha avuto, gli abbracci che non ha ricevuto. Quindi nel momento in cui la protagonista si ritrova una madre anaffettiva, questo lo possiamo dire, piano piano, dipanando la storia, si spiega anche il perché una persona non nasce anaffettiva così, c'è sempre un perché. Tu non puoi baciare se non hai ricevuto baci, non puoi accarezzare o farlo con naturalezza se non hai ricevuto carezze. Tu non puoi conoscere o conosci in parte l'affetto di una madre verso una figlia se ti è mancato l'affetto della madre verso se stessa figlia. Poi in questo romanzo irrompe anche la storia, naturalmente, perché le persone vivono immerse in un contesto storico e nelle pagine di questo libro c'è anche la famosa alluvione del 66, che è un momento per mostrare, più che dire, quanto era povera questa famiglia, e lo vedremo da quello che ci leggerà adesso Alessandra Maurizio. E questa è la capacità narrativa di Maria Cristina Benetti, che riesce a raccontare questa famiglia, questa storia senza diciamo momenti strappalacrime, con grande lucidità, anche in un modo asciutto, e facendo emergere da quello che si vede, dai dialoghi, da quello che succede, la condizione di queste persone. Grazie Alessandra. Il Tesina ha rotto di notte. Alle 8:30 di sera le campane avevano iniziato a suonare a martello. Il pericolo era imminente. Il livello dell'acqua era sceso in modo inaspettato. Da qualche parte il garotto, gridavano, via tutti, mettetevi al sicuro. Era piovuto di rotto per giorni. Il livello del fiume era monitorato di continuo. Il genio civile aveva mandato tutti a casa. Tra le contrade si sentivano le persone ripetere, via, 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 il garotto! Le campane suonavano per avvertire del pericolo imminente. Al confine tra Bolzano e Poianella, la corrente aveva aperto un varco di oltre 300 metri che aveva spazzato via l'argine sinistro e invaso la campagna limitrofa. In pochi minuti l'onda era arrivata al centro abitato, allagando il piano terra delle abitazioni, distruggendo e travolgendo orti, colture, carcasse di animali, un uomo all'altezza del bivio del baracchino. I soccorsi non erano arrivati in tempo ed era morto annegato. Da noi l'acqua è salita a 150 centimetri d'altezza, il divano abbiamo dovuto buttarlo via. L'acqua ha iniziato a ritirarsi dopo una settimana, ma io ho continuato a non avere paura. Dietro casa, chiusi in una stia, mamma teneva delle oche che l'acqua aveva fatto uscire. Al mercato a vendere uova e oche non ci sarebbe andata più.
anche la perdita di 4 strofinacci da cucina avrebbe impattato sul bilancio familiare. Nei miei ricordi del giorno dopo, quando le prime luci del mattino hanno colorato di grigio tutto intorno, non ci sono animali morti, niente che mi riportasse ad un momento vissuto con tristezza, se si eccettua il volto inedito di mamma, l'espressione di una bambina spaventata che non sa dove rintanarsi per sfuggire all'orco. E poi silenzio, quello sì, e barchini che solcavano quella che solo poche ore prima era una strada. Serve niente? State bene? Passiamo più tardi, portiamo latte, formaggio e pane per i bambini, urlavano dei signori al loro passaggio, calzavano stivaloni incappucciati da non scorgerne i volti. Me ne restavo per ore aggrappata alla ringhiera, in terrazza. Inutile farmi rientrare, appena possibile me ne scappavo fuori. Chi aveva mai visto le barche così da vicino? Ma chi le aveva mai viste? Mamma, mamma, arrivati, uomini, barca, qui. Buonasera signora, ecco qua, pane, pasta, latte e formaggio e delle caramelle per i suoi bambini. Pane, pane, senti il pane, sospirava aprendo e chiudendo il sacchetto. Quante cose buone, grazie, grazie, ripeteva, anche se la voce non era la sua e negli occhi aveva un po' di quell'acqua che ci circondava. Erano in 2. Uno è rimasto a bordo e si è tenuto saldo alla ringhiera, il secondo ha consegnato i sacchetti, scesi i primi scalini, si è voltato ed è tornato sui suoi passi. Ha infilato una mano in tasca e ha estratto dei fruttini. Per te, biondina, tutte solo per te. Ti ho vista che salutavi tutte le volte che passavamo di qua. Era il 1966, 4 novembre, venerdì. La data scritta a margine del disegno. Ecco, è interessante vedere lo sguardo dei bambini nei confronti di un evento di questo genere, che diventa un evento bello, un evento da ricordare con gioia, le caramelle, la novità, no? Una cosa mai successa, uno stare in modo diverso con i propri familiari, vedere persone nuove. E quindi anche questo è molto interessante. Come hai deciso di raccontare questo aspetto storico? Questo aspetto storico, diciamo che mi è venuto abbastanza naturale. Leggendo questo libro, magari si nota anche su questo racconto proprio leggendoli da sé, e si vedrà meglio l'aspetto della donna adulta, di Rebecca adulta e di Rebecca bambina. In questo racconto di questa cosa, di questo evento, ne parla Rebecca adulta, proprio ricordando quello che è successo, e Rebecca bambina come emozione. Quindi questo fatto di poter mettere in collegamento il pensiero del bambino e il pensiero dell'adulto, il fatto di scrivere le cose dal lato dei bambini mi piace, perché mi mette in contatto con la bambina che c'è in me e i bambini che di sicuro ci sono dentro voi stessi, e quindi mi permette di aprire un dialogo quasi inconsapevole, ma di poter quasi dare voce a quello che ho provato io come bambina nel passato e quello che può provare un bambino al giorno d'oggi, davanti a determinate cose. I bambini non conoscono paura, no? Anche l'alluvione per i bambini è una cosa divertente, cioè il fatto di alzarsi la mattina e davanti casa, al posto dei campi del Bisarella, alla sua età da bambina, Rebecca davanti casa aveva
solamente i campi, poi negli anni insomma i campi si sono trasformati in parcheggi, in supermercato, ma in ogni caso trovarsi i campi del Bisarella scomparsi e ricoperti d'acqua. In quell'acqua ci sono un sacco di cerchi piccoli, cerchi grandi a seconda di come cadono le gocce. Vedere le barche che passano davanti casa, perché poi le barche non le aveva mai viste, quindi lei si è improvvisamente ritrovata il mare davanti a casa. Il fatto di avere tutta la famiglia riunita, perché per forza di cose non si poteva uscire di casa, la bellezza di averli tutti lì, avere papà, avere la mamma, avere i propri fratelli, essere costretti a giocare assieme, anche se poi insomma eravamo più a tiro di scappellotti e insomma è normale, no? In spazi ristretti poi i bambini in compagnia ne combinano di ogni, e il fatto di poter accendere poi anche i ricordi. Mi piace sempre chi viene a sentire le presentazioni, oramai sarà stanco, no? Di sentire questa cosa, però mi piace vedere come i racconti poi dei bambini del nostro passato riescano ad accendere un po' anche i nostri ricordi. Un signore mi raccontava durante una presentazione, mi ha proprio bloccata e mi diceva: ti ringrazio perché mi hai ricordato dei cachi che avevo davanti a casa. L'albero era stato quasi del tutto divelto, ma insomma era stato abbassato moltissimo da questa alluvione, la terra che non teneva più, però noi bambini quei cachi non riuscivamo mai a mangiarli perché erano troppo alti e non riuscivamo ad arrampicarci, e invece quella volta noi siamo riusciti a mangiare i cachi, e quindi è una sensazione, mi diceva lui, stupenda. E questo è per me poter mettere in contatto il pensiero del bambino, ma anche il pensiero, cioè dell'adulto, ma anche il pensiero del bambino in una cosa, nella stessa cosa, e ti dà l'opportunità di avere una visione diversa e anche, diciamo, alleggerita della cosa, no? Ecco, nel romanzo c'è un aspetto molto importante che non abbiamo ancora toccato, che è il grande amore per il territorio, per la campagna, per l'ambiente dove questa bambina ha vissuto tutta la sua infanzia, e che Maria Cristina racconta con dovizia di dettagli che fanno parte probabilmente dei suoi ricordi, perché lei ha vissuto in questa... Perché giochi non ce n'erano. E quindi sì, mi piacerebbe che tu appunto parlassi anche di questo aspetto, di come sei riuscita a restituire questo territorio, questa vita in campagna di un mondo che era ancora contadino, no? Negli anni 60, e che probabilmente adesso è cambiato molto, se non addirittura perduto. Sì, secondo me ci sono aspetti appunto che... Allora, io sono di quelle persone che non ama dire una volta, però ci sono aspetti che veramente i giovani d'oggi secondo me si sono persi. Il fatto che non in tutte le famiglie, perché poi ma nella nostra famiglia non c'erano giochi, e nel momento in cui insomma mio padre ritornava per qualche viaggio di lavoro, faceva il muratore specializzato, spesso viaggiava all'estero, però ecco, con una famiglia numerosa era impossibile riuscire a portare giochi, e in ogni caso riportava quelli che erano, non so, i giochi delle pulce, le pallette, le palline clic clac, ve le ricordate? Oppure una scatoletta di colori, 6, 12 colori, ma alla fine ce le dovevamo ripartire in tutti. E quindi i giochi, un gioco, uno a testa, non una scatola di colori a testa, un gioco a testa era per tutti. Nel momento in cui ci giocavo io, ci giocava Rebecca in questo caso, perché racconto la storia di questa bambina, e il gioco non c'era più, perché era già distrutto oppure era accantonato dai propri fratelli. E quindi che cosa le restava? Oltre ai 3 colori che era riuscita a serbarsi, le restava la campagna davanti a casa, e quindi tutto per lei diventava un'avventura infinita, perché riuscire a varcare il portone di casa, perché ricordiamocelo, a quei tempi le donne, insomma le bambine, facevano fatica ad uscire di casa, no? Si era super controllati, specialmente nella famiglia della Rebecca, e
riuscire a varcare il portone di casa e ad andare libera tra i campi, a correre felice, a saltare ruscelli, a rincorrere rane, a cucinarsi le rane, perché ha fatto anche questo. Anche una foglia poteva diventare una barchetta, e anche il fatto di stendersi in un prato e guardare le nuvole diventava un gioco, immaginarsi le forme che le nuvole potevano prendere, potevano assomigliare insomma, a un uccello, a un cuore, e quindi se noi ci mettiamo anche adesso ad osservare le nuvole, beh, oggi no, perché oggi, mio Dio, non ce la facciamo, ma potremmo ritrovare magari un attimo un gioco meraviglioso. Io per esempio lo faccio ancora con mia madre, e mia madre nel momento in cui insomma, una persona di una certa età ha parecchi pensieri funesti, e le dico: guarda le nuvole, guarda che bella quella nuvola, guarda i colori delle foglie e il sole come sta tramontando, e a un certo punto, e dai diventa un gioco, può diventare un gioco anche per gli adulti. E raramente mia madre ogni tanto mi dice: oggi potremmo rincorrere il sole che tramonta. È bellissimo, è bellissimo. Ecco, è questo che io ho cercato di portare nel libro, anche questo, la natura in questo aspetto. Bene, ci stiamo avviando verso la conclusione. Avevo accennato inizialmente ad un mistero che viene svelato, che noi naturalmente non possiamo in questo momento appunto affrontare, però i disegni hanno un'importanza fondamentale nel recupero della memoria, nel recupero del passato e nello svelamento di quello che è veramente accaduto a qualcuno della famiglia, ma anche alla protagonista. E in questo c'è, diciamo, tutta l'importanza che rappresentano i disegni per i bambini. Quando si deve riuscire a capire che cosa sta succedendo a un bambino, molto spesso lo si fa disegnare. Ecco, in questo caso il disegno c'è già stato, è un disegno che è rimasto nascosto per tanti anni, e che nel momento in cui emerge, a quel punto emergono tante altre cose che io però non voglio dirvi, perché appunto bisogna leggere il romanzo. Ecco, io volevo chiedere una cosa adesso a Maria Cristina, no? La scrittura, lei è passata attraverso dei corsi di scrittura. Qui in sala c'è Bruna Graziani del Portolano, il corso di scrittura che ha frequentato Maria Cristina e che è stata anche la sua editor per Ronzani. Il volume è uscito appunto per i tipi di Ronzani, e quindi volevo chiedere che tipo di lavoro hai fatto quando hai deciso di raccontare questa storia. Hai creato una struttura, avevi i personaggi, ci hai lavorato sopra, come hai lavorato per arrivare ad un romanzo complesso, perché i personaggi sono tanti, noi ne abbiamo citato qualcuno, ma ce ne sono tantissimi. C'è una figura particolare che emerge nella campagna, che sarà un rischio per questa bambina. Ci sono altri personaggi che però appunto di cui insomma non possiamo parlare, perché altrimenti ve lo raccontiamo tutto, non c'è più gusto a leggerlo questo romanzo. Ecco, come hai lavorato? Dunque, se potesse parlare il mio editor direbbe anche, lo so, ma adesso in questo momento no, sta scherzando, è distratta per fortuna. Allora, il mio editor direbbe che sono stata molto confusionaria, nel senso che siamo partiti belli con una struttura, con tutte quante le date, tutti i punti che si doveva trattare, poi a un certo punto è stato talmente un fiume in piena. Faccio un passo indietro, io non credevo, non pensavo di scrivere un romanzo, ma molte cose che faccio non penso di riuscire a farle. E Bruna Graziani mi ha catturato durante una presentazione di un precedente libro uscito durante il lockdown, quindi capirete che fine ha fatto questo libro, e quindi mi ha sfidato nel cimentarmi in un romanzo. Anzi, sicuramente perché lei, che lo fa di mestiere, aveva capito da quel poco che avevo scritto che io potevo essere pronta.
e ci ha preso fino a un certo punto, perché a un certo punto, come dicevo, io ho cominciato ad andare a destra e a manca con i personaggi, talmente tanto che abbiamo dovuto per forza di cose tagliare tanti caratteri quanti sono i caratteri del mio primo libro, quindi circa un 80-100.000 caratteri. E non sono più riuscita a seguirla questa struttura e quindi è stata una fatica immane per lei ma anche per me mettere tutti i punti nella cronologia esatta della storia. Altra difficoltà è stata forse quella un po' meno per me, ma cercare di osservare il linguaggio dei bambini, perché nel momento in cui tu scrivi come una bambina, come fosse una bambina, anche i pensieri non possono essere complicati, quelli dei bambini. Un bambino di 4 anni non ha pensieri forbiti, o può essere intelligente quanto vuoi, furbo quanto vuoi, ma insomma i pensieri e le parole devono essere semplici. E quindi rispettare quelli che sono i linguaggi dei personaggi. Però poi, quando è stata fatta, diciamo, la stesura semidefinitiva, il lavoro più grande e più bello per me, ma se lo chiedete a un autore, perché non dico scrittore, perché io non mi reputo una scrittrice mai, è quella dell'editing. Io adoro l'editing, tu dammi da fare l'editing, io impazzisco, cosa che invece fa impazzire al contrario, io impazzisco di gioia e gli autori invece, quelli veri, insomma, si disperano. È stato lavorare sulle parole, quindi intanto per me il testo doveva avere una musicalità, perché e mi è piaciuto lavorare con Bruna perché anche lei crede in questa cosa. Ho anche una E o una virgola sbagliata, un avverbio può spezzare quello che è il racconto e la linearità di quello che si sta leggendo. Poi insomma che ogni parola avesse l'esatto significato di quello che si voleva andare a dire. Il nostro vocabolario, per quanto possiamo essere forbiti, non è un vocabolario così ampio da poter avere già tutte le parole, ma ogni parola doveva avere il corretto significato. Inoltre è stato anche portarlo a una forma, io non dico perfetta, perché lo riprenderei in mano e già da subito, da quando è stato stampato, ho detto io toglierei questo, varierei quest'altro. Però è il grande rispetto, secondo me, che si deve avere per il lavoro che tu fai. Lo chiamo da lavoro perché è stato un lavoro di 2 anni ininterrotti, che vuol dire rinunciare a pizze, gite. A un certo punto mio marito mi diceva dai usciamo, basta, cioè il mio tempo era tutto lì, giorno, notte, la notte me ne andavo a letto alle 3, alle 4 perché io dovevo finire questa cosa, ma anche il rispetto che si deve avere per il lettore, cioè noi non possiamo dare una cosa e non portare rispetto a chi poi vorrà leggere, leggerà i nostri libri, no? E questo per me è rispetto, e anche curare il testo fin nei minimi particolari, o comunque finché è nelle mie capacità. Scusa, mi sono dilungata perché è una cosa a cui tengo tantissimo e vorrei però ecco farvi vedere il disegno che nomina Alessandra nel racconto dell'alluvione. Questo è uno, ma non li troverete tutti nel libro, ma troverete anche dei disegni come questo, e questo è il disegno che ha fatto Rebi quando parla dell'alluvione, e qui si vedono poco, ci sono anche i fruttini, quelle meravigliose caramelle che ci sono anche adesso, che sono di mille gusti, ma alla fine sanno solamente di zucchero, però a quel tempo insomma quello c'era. Grazie. Allora, prima di lasciare lo spazio a eventuali domande o curiosità, volevo far leggere proprio poche righe da Alessandra per chiudere un po' il cerchio.
e riguarda un po' il mistero di cui parlavamo. Naturalmente non viene svelato nulla, ma potrete cogliere e vivere la tensione del mistero. Ecco. Siamo esauste. Mamma agguanta la bottiglia della prugna e le versa un dito a testa nella tazzina del caffè. È andata così, dice, e butta giù tutto d'un fiato. È la seconda volta che la vedo bere qualcosa che non sia acqua. Una cimice inizia a sbattere contro il vetro della finestra. A questo punto bisogna andare a fondo, ora o mai più, perché Zoe ce l'aveva così tanto con me. Mamma, e di questo cosa mi dici? Le chiedo sfilando il disegno dalla cartellina che porto sempre in borsa. No, no, no e no, ti ho detto che non me ne ricordo. Fa per alzarsi di scatto, ma le gambe non la sorreggono e caccia un urlo rabbioso. Dio santo, Dio santo! Attaccata al muro della tavola, inizia a scuoterla. Appoggio il disegno sul tavolo con le dita che mi tremano. È da mesi ormai che lo porto con me, aspettando il momento giusto per esibirlo, per sapere cosa mai possa dire. Ma questo pomeriggio è stato duro. Sono stressata e anche mamma lo è. Ok, può bastare per oggi. Il messaggio è chiaro, eppure io temo di non reggere altre rivelazioni. È stata una giornata impegnativa, tutto il giorno in giro e un caffè fatto solo per me e poi Rebecca, forse ci siamo. Siamo delle perle. Ci siamo. Bene, io ringrazio tantissimo Alessandra Maurizio che ha dato voce a questa storia, all'autrice naturalmente che è stata con noi, al locale che ci ospita, alla infaticabile Silvia Scagnetto che crea questi momenti di comunione, di incontro che sono fondamentali, importantissimi per la città. E grazie a voi che siete venuti, è sempre bello incontrarsi. Grazie a tutti. Grazie, veramente grazie. A qualcuno restava qualche curiosità da soddisfare? Qualche... Sì, certo. Siate buone. È stato un piacere conoscerti, Maria Cristina, è veramente tanto, sei una persona diretta, parli guardandoci negli occhi, ecco, ed eri molto emozionata, questo l'abbiamo percepito. Una curiosità, Rebi continua a disegnare? Grazie per questa bella domanda. Maria Cristina. La verità, Rebi continua a disegnare, è un momento un po' triste perché insomma tutte le persone non si può sempre essere a 1000, però è difficile, viviamo in un mondo difficile dove ci sono insomma molte cose da affrontare, no? Le abbiamo affrontate un po' tutti negli ultimi anni, la vita è sempre più... Però sì, Rebi vorrebbe tanto continuare a disegnare, c'ha un disegno, ce l'ha qui da, dico la verità, oramai da un annetto, ma non riesce a trovare il modo per buttarlo fuori nel modo che vorrebbe. Ma poi Rebi, in fin dei conti, continuerà sempre a disegnare perché fa parte di sé, fa parte di sé, non di sé. Fa parte del suo essere, quella fame di imparare, di quel vuoto che ha vissuto e che cerca sempre di riempire e che riempie con cose che la fanno sentire ma anche non felice ma ricca dentro, che possono essere anzi assolutamente anche serate come questa in cui ci può essere un dialogo e poter stare in compagnia, un dialogo anche insomma di qualità con voi e vedervi così attenti, e per questa cosa a loro non li ringrazio più perché oramai ripetere le cose diventa falso, no? Però insomma lo sapete, loro lo sanno
e anche chi non nomino, come Bruna Graziani, come mio marito, però ringrazio tantissimo anche voi, perché il fatto di avere delle persone dall'altra parte, vabbè, uno dice sì, lo fai anche con 5, no vabbè, con 10-15 persone è molto più bello fare serate così, e per questo vi ringrazio tanto. E se avete possibilità, ve lo dico veramente di cuore, quando potete, ricavatevi 5 minuti di tempo, è un tempo che dedicate a voi stessi, cioè per eventi così, ma che dedicate sicuramente anche agli altri, a chi lavora io dico lavora, in realtà non è il mio lavoro, lavora nel settore, e quindi è un po' restituire, no? La fatica e il lavoro fatto, e sono convinta che da serate così usciamo tutti un po' più ricchi, ma non di chissà che, anche solo di un minimo di condivisione e dello stare assieme, quindi vi ringrazio davvero di cuore. Grazie Maria Cristina. Sì, certo, porto il microfono. Grazie, buonasera, complimenti alla scrittrice, disegnatrice, trasmette un saluto e complimenti alla lettrice, soprattutto alla signora Annelisa Bruni, con la quale ho avuto occasione di lavorare in altre presentazioni di autori che conosco come una persona molto attenta alla letteratura, alla promozione anche di scrittori giovani, che hanno fatto un grandissimo lavoro proprio di formazione degli scrittori. No? E questa serata è stata bellissima, un complimento, e la prossima settimana sarò al posto vostro là come presentatore di questo mio amico scrittore giovane e disegnatore anche lui, che è proprio una serata nella quale mi sono anche riconosciuto. Volevo chiedere, io sono stato colpito all'inizio del romanzo quando Rebecca, una donna forte, matura, che ha un lavoro che potrebbe essere anche gratificante, molto vicino alla sua abilità di disegnatrice, di amante dei colori, però è immersa in una modernità luminosa, le start-up, no? Una speranza dell'economia, però è un lavoro moderno che non riesce a riempire la persona, non riesce a riempire la vita di questa persona. Perché c'è questa insoddisfazione rispetto al lavoro moderno, che fortunatamente lascia lo spazio poi alla possibilità di una narrazione, di andare alla ricerca di altro nella propria esistenza, no? Di verità che c'erano più profonde. Ecco, perché questa modernità ci lascia un senso di vuoto? Sì, grazie. Ce l'hai comunque. Ci sono molteplici aspetti. Sicuramente è un lavoro molto bello, appassionante, anche adrenalinico, perché tutto non è mai fermo, è proprio una cosa sempre in movimento, una cosa che si evolve di continuo, ti porta a conoscere molte persone, ti porta ad avere molti contatti, ma poi lascia il tempo che trova, nel senso che è un lavoro vuoto, cioè un lavoro, è una vetrina, e le persone sono in mostra, ma non sono persone, cioè mostrano il meglio di sé, ma poi non danno niente di se stesse. Forse la protagonista, proprio per il proprio vissuto, ha bisogno di rapporti veri, di un qualcosa di reale. Lei cerca da sempre il rapporto con la madre, sin da bambina, quindi ricerca non solo l'affetto ma il rapporto. Poi quando cresce, non l'abbiamo detto, ma Rebecca cresce con il libro. Rebecca si ritrova a 44 anni, cioè partiamo che Rebecca ha 44 anni, però poi ritorna all'età di 3-4 anni. In realtà Rebecca l'abbiamo un po' invecchiata perché si dice che i bambini fino a 4 anni non hanno memoria. In realtà, se parlo della mia vicenda personale, pensando all'alluvione, non avevo ancora 3 anni, però mi ricordo perfettamente molte cose, quasi tutte, moltissime cose, altre le ho dimenticato. In ogni caso poi Rebecca cresce e si porta presso sempre questo vuoto, perché ricordiamoci
che per essere adulti, come si può dire, degli adulti sereni e sicuri bisogna aver vissuto delle certezze in passato, sin da bambini. Quindi il fatto di frequentare persone che non danno se non l'esteriorità non porterà Rebecca a capire che non è il luogo dove vuole essere, dove vuole stare e dove vuole vivere, e non è un luogo dove la farà crescere di sicuro, perché imparerà tante cose, ma poi alla fine non rimarrà niente, non resterà niente, e quindi è una cosa morta per Rebecca. Hai spiegato molto bene, Maria Cristina. Grazie. Prego, Roberta. Che Immancabile bello. Roberta, direi. Io adoro, cioè io non vado più qua, facciamo le spaghetti a mezzanotte. Sì, perché Siamo già proprietari. Poi siamo tutti quattro qui, bellissimo. Facciamolo. Bene, allora è molto avvincente, è molto coinvolgente. E Rebecca cresce, quindi con il libro si pensa già a una Rebecca quindi che porterà avanti quindi in un secondo lavoro, avere dalla mente quindi molto fervida, quindi ci potrà essere un seguito, o c'è un progetto di qualcos'altro. Ecco, questo vuoto mi fa pensare a tante cose, perché il vuoto può può avere mille sfaccettature, può essere un vuoto pieno, può essere un vuoto che porta mille dolori, o può avere delle felicità, dipende da molte cose. Ecco, questo volevo chiedere, se ci sarà una Rebecca adulta che proseguirà in un secondo libro oppure un progetto nuovo. Grazie. La cosa che mi balena da un po' è parlare di altri temi sociali, ma sempre con lo sguardo dei bambini, perché mi piace proprio questo aspetto, però non è una cosa semplice da mettere giù, e io mi affido molto, io nasco con l'autobiografia e quindi le cose devono essere, le devi conoscere bene se ne vuoi parlare in modo, diciamo, corretto, perché sennò rischi di fare un baraccone, proprio a dirla pane a pane, vino a vino. Ma quindi cercare di parlare di cose che si conoscono assolutamente. E mi sono persa l'altra parte della domanda. Se non c'è un progetto nuovo, se ci potesse... Il vuoto, ecco, mi volevo collegare al vuoto. Adesso il mio progetto è cercare di colmare il vuoto, non so se posso dirlo, il vuoto, ecco, di portare questo libro un po' dappertutto, quindi cercare di riempire gli spazi che dovrebbero essere coperti dagli altri, e quindi sì, il vuoto un po' editoriale, nel senso che siamo un po', oddio, questo va in diretta. Tranquilla. È sempre facile, no? Pubblicare un libro, poi l'editore spera sempre che tu venda 1000 libri, e no, non funziona così. Tu dovresti scegliere di pubblicare quel libro e di portarlo avanti, perché dietro alle storie ci sono sempre comunque le persone, no? Ne parlavamo oggi, e quindi io sto cercando di riempire questo vuoto qua, vuoto che non è facile da riempire, perché questa è credo la 21ª presentazione, ma presentazione guadagnata un po' con le unghie, è sempre un po' anche molto difficile da portare a termine, perché ripeto, è molto bello ritrovarsi con 10, 15, 20, 30 persone, ma terminare la serata quando hai 4 persone davanti, bellissimo, per carità, perché poi sono dei piccoli salotti, però è anche difficile dialogare, vero Annalisa? E poi anche la difficoltà che poi tu ti senti anche in colpa verso chi ti dà una mano e ti aiuta, ti dà una mano perché credi in questo libro, e magari le persone che ti danno una mano ci credono anche un po' di più di quanto ci credi tu, perché ci sono persone tipo me, alzo la mano, che non sono mai convinte di stare a fare bene una cosa, hanno bisogno magari sempre dell'approvazione un po' degli altri, e questo ritorniamo sempre al retaggio
E quindi questo è del passato, quindi questo è il vuoto che io cerco di riempire adesso. Il fatto di riuscire a mettere in campo un altro progetto, mi manca tantissimo scrivere, non riesco a scrivere più nemmeno un post. Cioè io dialogavo molto, scrivevo molto nei social perché mi piaceva tenere il contatto e mi piace tenere il contatto con le persone, però mi ritrovo davanti a una tastiera e dico adesso che cosa gli racconto, che poi mi piace raccontare sempre di storie vere, no? E magari a volte vado un po' troppo nel personale, ma insomma niente che non si possa raccontare. E quindi il fattore che mi blocca è proprio questo, perché dovrei fare tutta quella fatica per mettere in campo un altro lavoro che poi resterà un po' fermo lì e poi andrà avanti il lavoro di un personaggio che magari io non voglio giudicare, ma insomma lo faccio, non voglio giudicare ma lo sto facendo, prendi in mano magari il libro di uno famoso, cioè oramai c'è la tendenza di prima si diventa personaggi e poi si scrive un libro, si fa una mostra, si fa no. E qui manca poi il rispetto allora che si deve avere per il lettore, per chi viene a... E quindi non lo so, ecco, credo di essere stata molto molto sincera e di aver risposto forse anche un po' troppo. Sì. Io fossi in te non mi preoccuperei più di tanto comunque perché quando sarà il momento arriverà da solo, quindi cioè, poi la natura va da lei. sé. E poi lascio la parola anche a lei. Sì, ma il certo. fatto è che quando è il fatto per me di scrivere, non è il fatto di... è ovvio che poi si arriva alle persone, ma il fatto di scrivere è riuscire a condividere un proprio pensiero, proprio perché in passato, adesso non mi fermate più, ve lo dico, in passato per me scrivere è stato proprio parlare, perché io per cose personali, di cui non parlo nel libro, non ne ho voluto assolutamente parlare, perché anche basta, e per me era un dialogare e affermare me stessa. E il fatto di scrivere era proprio riuscire a spiegare alle persone delle cose, però spiegarmi delle cose. Quindi lo scrivere per me ci sono periodi in cui diventa come l'aria, come respirare. È terapeutico. In effetti ho iniziato proprio con laboratori terapeutici, ma il fatto di non scrivere mi fa al contempo stare anche male, perché io non riesco più a parlare in questo modo e il fatto anche di scrivere è ovvio che poi dici ma uno scrive perché vuole scrivere un libro, no, uno deve scrivere perché si sente di dire qualcosa, perché ha qualcosa da dire e perché nel mio caso a me piace da sempre cercare di mettere nero su bianco le emozioni che hai provato e provi per una determinata cosa. Nel momento in cui la persona che legge mi dice guarda, io ho capito e mi sono ritrovata a provare questa emozione, allora per me ho già vinto, perché non è mai facile portarle le emozioni, no? Come portare l'emozione di dire a una propria madre ti voglio bene, quanto difficile è, e ancora più difficile è far capire agli altri le emozioni di cui tu vuoi parlare, cioè dire, adesso dico una banalità, come dire ho fame senza dire che ho fame, non è semplice. Fermatemi. Allora, ti volevo dire che sai sicuramente parlare ancora, perché questa sera ci hai parlato con grande trasporto e con grande sentimento. Quello che io sono entrata in empatia, ho seguito tutto il tuo discorso e ho avuto un flashback, come il signore che parlava dell'albero di cachi. Io sono stata colpita dal ricordo del liquore alla prugna. Il liquore alla prugna era l'incubo dei miei amici quando venivano a casa. E mia mamma, che non era, lei sapeva solo che esisteva il vino rosso e il vino bianco, però bere secondo lei era da ubriaconi, anche bere soltanto un bicchiere. E questa prugnetta, ti vuole una prugnetta, era il leitmotiv e tutti per educazione dicevano di sì. E questo, guarda, è stato veramente un percorso, una cosa che mi ha fatto molto piacere e ti ho seguita veramente con grande partecipazione, complimenti perché sai parlare veramente bene. Grazie.
vero, grazie. Ecco, lo dico a mio marito quando mi dice che non mi capisce. Questa cosa della prugna mi sa che ritorna in molte famiglie, comunque. Assolutamente. E anche io volevo velocemente, e senza entrare nel tuo privato, a meno che tu non voglia parlarcene, solo una curiosità. Benetti, Bosetti, è un caso? No, non è un caso, perché come vi dicevo prima abbiamo tagliato 80-100.000 caratteri e la struttura è andata a farsi benedire, nel senso che tutta la, come che si chiama, la storia, la cronostoria, l'intreccio, il plot, sapete il plot cos'è? Quel plot che non c'entra niente con la slot, il plot, e io non ne avevo mai sentito parlare prima, quindi dovevo sempre ricordarmi del plot. E insomma, a un certo punto c'erano talmente tanti personaggi che io dovevo dare dei nomi riconoscibili, perché è inutile che io mi faccia una scaletta dove scrivevo che Roberta era Pietro e Pietro era Paolo e Paolo, cioè non mi capivo più. E quindi tutti i nomi e anche i personaggi sono personaggi che esistono e che è riconoscibili, si potrebbero tranquillamente riconoscere. Inoltre c'è un fatto che quando scrivo cerco sempre in qualche modo di utilizzare nomi di persone che ho conosciuto, che ci sono o che non ci sono più, e questo è un modo di farli vivere in eterno, di portarli un po' sempre con me, perché ogni volta che io leggerò il nome Roberto, anche se è affiliato a un altro personaggio, io mi ricorderò per esempio del mio amico Roberto. Sì, assolutamente. E poi volevo parlare dell'immagine di copertina, che prima da lì dietro al centro mi cadeva proprio l'attenzione sui libri esposti, perché è proprio bella, colorata, cattura molto, e io sono una di quelle che tante volte non sa cosa leggere, va in libreria e decide in base alla copertina e assolutamente senza sapere chi sia l'autore, eccetera. Ci vuoi parlare di questo disegno o anche di chi ha deciso questa copertina, giusto perché così diamo qualche notizia anche proprio tecnica sul libro in sé? L'abbiamo decisa un po' insieme, con Bruna e con Elsa Zaupa, che continuo ad invitare e che non vuole venire perché lei è una bravissima disegnatrice. È stato fatto a pastello. Bruna, correggimi se sbaglio, ed è stato fatto una profit, quindi è stato un regalone, e colorata non poteva che essere diversamente, però non potevano esserci più di tanti colori, no? Perché se Rebecca disegnava con tre colori più, perché poi nel racconto diventano più di 3 colori, e voleva comunque essere l'immagine di questa bambina che si applica nel disegno, però lascerei anche un attimo senza dire esattamente che cos'è quel disegno, perché è molto interpretabile, cioè a me piace lasciare sia nelle immagini, che poi ce n'è un'altra ma non ve la faccio vedere, se volete la vedrete nel libro, che adoro. Mi piace anche, ed è giusto che il lettore veda aspetti, a volte mi si scrive in privato di cose che dico: guarda, che aspetto che ha trovato il lettore nel libro, un aspetto che io potevo sviluppare e non l'ho fatto, perché in fin dei conti un'altra definizione che mi piace sentire è che questo libro è un po' l'autobiografia di un po' di tutti noi, perché sono sicura che ognuno di voi troverà se stesso o un personaggio, troverà il proprio padre, la propria madre, troverà per esempio nei disegni, quando si nomina il disegno che viene fatto nella carta, che ne so, nella confessione di Daddy Star o nel retro del Purè Panni, cioè troverà un po' di sé e del proprio passato. È anche cruciale nella trama il disegno,
Dai, avanti. Vieni, Bruna. No, dico, La nostra adorata Bruna Graziani che ci ha fatto un regalone stasera. Vieni qua. No, dico, è un disegno che è cruciale nella trama e che insomma c'è questo mistero attorno a questo disegno che è importante dirlo. E non poteva non esserci. Però Ma ci siamo anche, diciamo che è stato anche un lavoro nel trovare anche il titolo, ad esempio 2 giorni prima dell'uscita che il libro andasse in stampa non c'era ancora un titolo e c'era Re BB, Re BB poteva essere anche una canzone, però non riuscivamo a trovare, poi tutto un tratto ma ci pensavamo da mesi e da mesi e da mesi e a volte si dice ma bisogna andare a prendere una frase o qualcosa del libro, allora ripassa il libro, rileggerlo allo sfinimento perché è stato veramente uno sfinimento. E poi mi sono chiesta ma perché? Cioè che cosa fa il personaggio di questo libro? L'avete già individuato voi, no? Non poteva che chiamarsi Re BB disegna ancora, perché il personaggio non fa che disegnare, lo fa per espressione o per determinati motivi da piccolina e poi lo fa crescendo, lo fa ancora e forse lo farà sempre, perché il disegno e il desiderio, il disegno è comunque sito in lei. È molto musicale, Re BB disegna ancora, potrebbe essere il primo verso di una filastrocca, non so, Esatto. Potrebbe continuare, sì. Esatto, quindi continua anche la musicalità che abbiamo cercato di mettere all'interno del libro, perché è un libro che scivola via, un testo che scivola via, non perché si parli di nulla, ma proprio perché ha secondo me una leggerezza. Non sminuirti. No, è leggero nel senso che non è pesante, non devi tornare indietro a capire chi è quel personaggio. È il fatto di viaggiare nel tempo, cioè perché nella stessa pagina si parla da bambini e si parla da adulti, il personaggio è adulto e anche bambino, ma non c'è la difficoltà di capire quando è bambina e quando è adulta, proprio perché per la sonorità del testo, ma è una cosa che un po' da autori, da scrittori, un po' ed è difficile un po' da spiegare, ma e si capisce anche soprattutto leggendolo e nel momento in cui poi il lettore stesso a volte, ripeto, mi contatta e mi dice sì, non riuscivo a staccarmi, non riuscivo e dovevo arrivare in fondo ed è stato facile arrivare in fondo perché poi, e diciamo anche questo, e poi vi lascio andare perché veramente se no mi sento in colpa, ma se volete stiamo qua anche fino alle 3. Il locale è aperto fino a tardi. Quindi problemi zero. Cosa stavo dicendo? C'è un grande mistero, ma ce ne sono tanti di misteri, è in continuo andare su e giù finché c'è questo mistero elevato alla ennesima potenza che insomma, vabbè, vi lascerò scoprire, basta. Grazie Maria Cristina, grazie davvero. Come vi dicevo prima, questa è stata una serata particolare per Grand Central che ha avuto questo episodio vandalico l'altra sera con tanti danni, anche se adesso ci sembra che sia tutto normale, in realtà fino a oggi pomeriggio mi chiedevo riusciremo a fare questa presentazione oppure no. Sì, invece è andato tutto bene, anche il tempo ci ha graziati perché la settimana scorsa eravamo sotto un acquazzone a Pestora, quindi è andato veramente tutto bene. Vi ringrazio di essere stati qui, come vedete ci sono delle copie del libro di Maria Cristina disponibili per l'acquisto. Lei è qui, quindi approfittatene per farvele dedicare ed autografare. Poi volevo chiederti se gentilmente mi passi quel libro lì davanti che gira per questo tavolo da prima. Grazie. Che è anche caduto. E che sì, vabbè, ma adesso Jacopo è scomparso in questo momento, a lui dedicato. Volevo mostrarvi il libro che presenteremo la settimana prossima, che chiuderà questo ciclo di incontri, questa edizione estiva del festival.
L'autore è Jacopo Molinari, non si offendano gli altri autori, il più giovane di questa parte di rassegna, per cui è veramente un piacere quando ho scrittori giovani qui, perché ammiro molto la loro determinazione, la loro voglia di fare. E Jacopo è autore sia dei testi che dei disegni che sono contenuti all'interno del libro ambientato a Venezia. Quindi un bel finale per questa rassegna che cerca di dare valore comunque anche e soprattutto al nostro territorio. Quindi vi invito tutti a tornare mercoledì prossimo. Ringrazio il professor Volpato per essere intervenuto e per aver anticipato la presentazione di mercoledì prossimo. Vi aspetto, sarà l'ultima serata, quindi che dire, ci rivediamo qui mercoledì. Grazie di essere stati con noi, grazie al pubblico che ci ha seguito da casa e grazie a Chicco che ha mandato in diretta su Facebook tutto l'incontro come sempre. Grazie mille a Maestra Mia per la collaborazione. Vi aspetto mercoledì, buon proseguimento di serata. Grazie Alessandra. Scusa, mi stava sfuggendo il tuo intervento. Grazie. Eccoci qua.